Veramente variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, poveri moderati italiani, nemmeno loro si meritano Beppe Sala. Chi vi parla ha sempre trovato che i cosiddetti moderati in Italia siano sempre in bilico sull'essere modesti, culturalmente, politicamente, anche come credibilità di ambizioni. Questo almeno dal 1994, cioè nella Seconda Repubblica, e questo è stato uno dei principali meriti storici di Silvio Berlusconi, tendenzialmente si è affermato un bipolarismo di fatto. L'esistenza di due grandi aree, se non sempre coalizioni, diciamo, univoche, due grandi aree politico-culturali in cui l'elettore si riconosce con due ricette alternative, due visioni di mondo chiare e distinte perlomeno sui grandi temi. Non è sempre andata così, è andata così solo nei momenti, diciamo, migliori della Seconda Repubblica. C'è stata poi l'irruzione del Movimento 5 Stelle, che ha rappresentato un vaffanculismo, diciamo, che ha aperto l'orizzonte a un tripolarismo che però ha durato un battito di ciglia, perché al momento è direi definitivamente diventato il movimento dell'avvocato Conte un'appendice un po' più estremista e sguaiata del PD. Ma comunque in questo quadro i cosiddetti moderati, quelli che dicono né di qua né di là, già come dire, coloro che si definiscono per negazione, per antitesi, non sono né questo né quello, non mostrano di avere una grande identità politica e una proposta convincente all'altezza di tempi, diciamo, così movimentati come quelli che stiamo vivendo sul piano nazionale e soprattutto internazionale. Quindi chi vi parla ha scarsa stima dei cosiddetti moderati col sopracciò appunto schizzinosi, che non si collocano, che hanno sempre loro la soluzione giusta e tra ottimati dovrebbero dare vita a questo fantomatico terzo polo che poi non nasce mai o non è mai competitivo. Però insomma, detto tutto questo, neanche loro si meritano la sciagura di Beppe Sala, che sapete dal maggio del 2027 sarà disoccupato perché esaurisce il suo secondo mandato e ha deciso di scendere in campo per essere lui il federatore di questi cosiddetti e sparuti moderati. Per annunciarlo ha scelto il Foglio, che per parlare a un gruppo di sparuti politici è perfetto, nel senso che è il giornale che incarna questa ossessione ombelicale dei cosiddetti migliori. Ecco, ora ci penserà Beppe Sala a federare i migliori e a darci l'alternativa al centrodestra, al centrosinistra. Ora, già nella notizia c'è, non dico il commento, c'è la risata. È forse l'ipotesi di leadership più inverosimile degli ultimi anni, anche perché gli italiani sanno che il bilancio di Beppe Sala da sindaco di Milano non è particolarmente entusiasmante, per usare un eufemismo. Intendiamoci, Milano storicamente va avanti nonostante la politica, va avanti grazie all'attivismo dei milanesi, al suo essere attrattiva in quanto tale. Però per quello che compete la politica, invece, i mandati di Sala sono stati un clamoroso fallimento. Arrivato a Palazzo Marino appunto con l'aura del moderato, addirittura dell'ex manager di rilievo in quota centrodestra, si è progressivamente sdraiato sui ticchi ideologici radical, diciamo wokisti della borghesia della ZTL, primissima cerchia dei bastioni, inseguendo ossessioni green, le palme in piazza Duomo, la ciclabile in corso Buenos Aires che ha reso invivibile e impercorribile una delle principali arterie in entrata e in uscita da Milano. E mentre lui si dedicava a tutte queste vezzi ideologici, perdeva completamente interi pezzi di città. La situazione, come ben sappiamo, della sicurezza a Milano è drammatica. Abbiamo visto che ci sono periferie come il Corvetto che sono ormai in mano a bande di stranieri immigrati di seconda generazione che possono decidere di metterle a ferro e fuoco nell'impotenza, diciamo, del controllo pubblico. Sala, tra l'altro, si è
esposto anche in modo sbracato e quasi come un antagonista di sinistra su vicende come quella di Rami attaccando subito i carabinieri. Abbiamo assistito al triste spettacolo di un sindaco che attacca i carabinieri e spiega loro come si deve fare un inseguimento, non un sindaco che tiene alta la bandiera della legalità. Non ha emesso sillaba di fronte a uno dei più grandi sfregi mai impressi sul volto di Milano, cioè Piazza Duomo sequestrata a Capodanno da queste squadracce tendenzialmente nordafricane o arabe che praticavano le molestie sessuali di massa e urlavano Allah Akbar e Italia merda prendendosi Piazza Duomo, e lì il sindaco invece è stato colto da improvviso mutismo. Non ha messo sul tavolo uno straccio di politica sociale per le periferie, anzi il fossato tra le periferie e l'acquario in cui vive Sala appunto si è ampliato. Ha sostanzialmente ufficializzato la politica delle due Milano, la Milano vetrina scintillante e la Milano del proletariato volgare, sudaticcio, che peraltro ha questo torto tendenzialmente di votare a destra, e che ormai è completamente appunto in balia dell'illegalità, e se non addirittura dell'iniziativa di queste squadracce. È cronaca di immigrati o radicalizzati di seconda generazione. Ecco, qualcuno vorrebbe che l'Italia diventasse così, cioè che l'Italia, che in molte sue zone non ha oggettivamente i plus che a Milano, avrebbe solo i minus portati dall'ottica di Beppe Sala. Cioè immigrazionismo acritico, ideologia antieconomica. Sapete che Sala ha fatto l'area B, l'area C, l'area probabilmente ha in mente di arrivare all'area F prima del suo mandato, perché l'ottica è sempre quella, cioè chi non ha una macchina all'avanguardia che produce poche emissioni se ne stia fuori dal centro, per favore, questi poveracci abbiano almeno il buon gusto di non inquinare. Ecco, voi pensate un'Italia a misura Sala. Sarebbe una sorta di caricatura woke fuori tempo massimo, proprio ora che il woke sta venendo per fortuna archiviato dalla storia. Ora, questa cosa non succederà mai perché ovviamente anche ove mai davvero riuscisse a fare il federatore dei cosiddetti moderati, e già qui siamo al periodo ipotetico del quinto tipo, tendiamo a dubitare che vinca le elezioni, tendiamo a dubitare che dovranno transennare i seggi elettorali per le frotte di moderati pronti a votare Beppe Sala. Però tenete presente questo, che quando quest'uomo ventila ambizioni di leadership nazionale ha un bilancio drammatico nella gestione della capitale economica del paese.